so che dovesse dire come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua di eroi sono più giovani e belli, di eroi sono più giovani e belli, di eroi sono più giovani e belli. Conosco dolcemente per infatti com'era il suo mestiere, del secolo macchinista ferroviere, i tempi qui si cominciava la guerra santa dei pezzenti, sembrava il progresso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. Sembrava fosse un mostro strano che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Fuggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, stessa forza della dinamite. Un'altra forza spiegava i suoi ali, parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali, e contro idea i tiranni scoppiava nella via la bomba proletaria e il dominava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso con una destinazione. Vedeva gente riverita, pensava che le frutti e fiori, pensava quel giorno della sua gente attorno, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori, pensava un treno pieno di signori. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva, sembrava giovane puleto che appena libera tutto il freno, muovesse l'aria come muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. Ma noi che ci pensavamo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore, e che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva con una cosa viva, lanciata come contro l'ingiustizia, lanciata come contro l'ingiustizia, lanciata come